Presidente Fedriga, diversi temi affrontati oggi durante l'assemblea del GECT. Quali potranno essere gli sviluppi di questa cooperazione transfrontaliera? Oggi proprio abbiamo parlato delle prospettive, soprattutto sul 2019, che riguardano ovviamente collaborazioni dal punto di vista dei trasporti, della logistica, della formazione, culturali, del turismo, quindi dell'economia. La firma delle Camere di Commercio oggi rappresenta proprio quello, c'è una collaborazione che non si limita soltanto alla parte di investimento e di sviluppo economico che è fondamentale, ma anche la parte di formazione con reciproci scambi che possono arricchire il nostro territorio e dare quel valore aggiunto di essere terra di confine. Non solo, abbiamo anche inserito, proprio su richiesta di Regione Friuli Venezia Giulia, un progetto particolare che dovrà riguardare l'affronto al problema della denatalità. Questo ovviamente è uno dei problemi che attanagliano l'Occidente, l'Europa, l'Italia ed anche i nostri territori. Dobbiamo portare avanti politiche che garantiscano servizi alle famiglie, che garantiscono anche risorse economiche, ma soprattutto io sono convinto che dobbiamo anche prevedere un processo culturale per ridare fiato a un'istituzione che è il nucleo della nostra società, quella della famiglia, che altrimenti con la diminuzione delle nascite che stiamo vedendo rischiano di non dare prospettiva alle nostre comunità. Si è parlato anche dell'Istria come possibile osservatore permanente. Quale sarà il percorso? Adesso abbiamo deciso di portare avanti una partecipazione informale da parte dell'Istria fino alla revisione dello Statuto. Quando lo Statuto sarà rivisto, ovviamente prevede anche dei passaggi formali con i relativi governi di appartenenza delle regioni, potremmo istituire la figura dell'osservatore e quindi l'Istria potrebbe ovviamente essere sicuramente una regione coinvolta in questa nuova opportunità, ma anche la Slovenia per esempio, che è un'altra di quei territori confinanti con l'Euroregio senza confini, per la quale è importantissimo estendere la collaborazione. Presidente Kaiser, quali potranno essere gli sviluppi del GECT sotto la sua presidenza? Si tratta di portare avanti i progetti comunitari che sono già stati iniziati. Naturalmente ci soffermeremo in maniera particolare sui progetti che riguardano innanzitutto i tirocini, lo scambio e il sistema duale nel percorso professionale di ragazzi e ragazze. Poi abbiamo affrontato la tematica del turismo con un turismo slow e green che comprende anche le zone di montagna, ma anche il comparto logistico dei trasporti è un punto cardinale che porteremo avanti. A questo si aggiungeranno anche dei progetti particolari che riguardano per esempio un gruppo di lavoro che verrà instaurato per combattere la denatalità nelle nostre regioni e un ulteriore punto della discussione di oggi riguardava lo status di osservatore che vorremmo quindi concedere a quelle regioni o in questo caso la contea dell'Istria ma forse anche la Slovenia per partecipare a determinati progetti, a determinate riunioni e quindi essere anche forse un membro futuro del nostro GECT.